È arrivata un'auto, un'auto bianca e, e mi ha fatto un gesto così. Chi ti ha fatto questo gesto? Sì, e c'erano tre maschi e sono scesi dalla macchina con la maschera nera, con la bocca aperta. Tre uomini con un passamontagna nero e una donna con una sorta di turbante in testa sono i soggetti che questo bimbo di 10 anni si è trovato di fronte poco prima delle 2 del pomeriggio in vicolo Caleoncino a Castello di Godego. In questa strada a ridosso del centro abitato la banda arriva a bordo di una Fiat Punto bianca. La velocità è sostenuta. Per il piccolo che stava uscendo dalla casa di due amichetti e stava rientrando in quella dei nonni a poche decine di metri è un incubo. Uno ha saltato la rete dalla casa questa, vicina, e io ho saltato la rete davanti alla casa e ho risaltato indietro e sono andato a casa dei miei amici e basta. Sono attimi concitati, il bimbo quindi scavalca la rete di questa abitazione, lo stesso, stando al suo racconto, fa uno dei malviventi. Non si capisce se le azioni avvengano in simultanea o se l'uomo travisato si sia messo a rincorrere il piccolo, resterebbe da capire il perché. Per i carabinieri che stanno indagando senza sosta si tratta di un gruppo di ladri che pensavano di agire indisturbati e che di fatto si sono allontanati vedendo il bimbo agitato. È proprio lui a raccontare tutto tremante l'episodio alla nonna che chiama il 112. Resta una vicenda che inquieta. La stessa mamma con il vicino di casa ha allertato le chat dei genitori. Nelle sue parole c'è ancora apprensione. Avevo preso un po' di paura sinceramente, cioè volevo avvertire anche le altre mamme, ovviamente, di stare attenti ai bambini, che che ormai adesso c'è gente brutta in giro e mi ero preso veramente paura. Non ho idea cosa che volevano fare a mio figlio ovviamente, però spero che non succeda ancora queste cose, insomma.